Mette nel mirino la delibera di giunta che apre le porte al progetto europeo Wolf Alps, un piano che tutela il lupo prevedendo anche azioni concrete a limitare il bracconaggio e a rendere il lupo una sorta di attrattiva turistica. Il costo è di 6 milioni di euro, soldi che andrebbero destinati ad altri, tuona Berlato. Tanta gente che non conosce queste problematiche pensa che il lupo sia il lupo Ezechiele delle favole oppure l'orso Yogi. In realtà sono animali carnivori che rappresentano un pericolo per i nostri allevamenti ma anche un pericolo per gli esseri umani. Sono carnivori che in determinate situazioni ovviamente reagiscono aggredendo coloro che si trovano davanti. Secondo Berlato la via da intraprendere è la stessa che viene percorsa nel resto d'Europa. In tutta Europa, ma in tutto il mondo, la quantità di animali in sovrannumero deve essere necessariamente prelevata, cioè abbattuta. Insomma, dice il consigliere regionale, non si può più perdere tempo con le favole. Prima viene il lupo e le sue esigenze e poi vengono le esigenze dei nostri allevatori, dei nostri agricoltori, di coloro che vivono nel nostro territorio. È un approccio alla Walt Disney che non condividiamo. In un territorio così antropizzato la presenza del lupo, secondo Berlato, è un pericolo che i cittadini rischiano di pagare 2 volte. Ci si inventano questi progetti che creano con soldi pubblici problemi ingentissimi per sanare i quali bisogna continuare a usare risorse pubbliche per pagare i danni provocati da questi animali o per tentare di mettere in sicurezza i nostri territori.